Nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia sarebbe avvenuto un atroce pestaggio da parte di agenti penitenziari ai danni di un 23enne che per questo ha rischiato la vita. Il segretario del Partito Democratico Veneto e senatore Andrea Martella ha annunciato un'interrogazione parlamentare che chiede al ministro della Giustizia Carlo Nordio di fare chiarezza sulla vicenda. In una nota, la responsabile giustizia del partito, Deborah Serracchiani, e i componenti DEM della Commissione Giustizia di Montecitorio, tra cui il padovano Alessandro Zan, ricordano come al suo risveglio il ragazzo, ricoverato d'urgenza con fratture e un'emorragia interna che lo hanno costretto a un delicato intervento e a 3 giorni di terapia intensiva, abbia raccontato alla madre di essere stato selvaggiamente picchiato da agenti della polizia penitenziaria. Chiarezza sulla vicenda è stata chiesta al ministro Nordio anche dalla senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. Il carcere dovrebbe servire a riabilitare le persone detenute, ha detto Martella, non certo essere un luogo in cui si rischia la vita.